Quando la passione incontra la gastronomia, il risultato può essere una vera e propria cultura. Ed è proprio da questo presupposto che nel prestigioso Palazzo Grandi Stazioni di Venezia si è tenuta la 5ª edizione della cerimonia di premiazione annuale dei migliori ristoranti del Veneto. Un'occasione per onorare le attività che si sono distinte nella ristorazione d'eccellenza, ma anche per riconoscere l'impegno degli innovatori. L'enogastronomia ormai è diventata un punto fondamentale per la vita normale di tutti i cittadini, ma è diventato anche un grande traino per il turismo, essendo anche il Veneto la prima regione turistica, e noi sappiamo bene che i turisti vengono in Italia e vengono nella nostra regione per due motivi: uno, per le bellezze ovviamente regionali, ma il secondo motivo è per la nostra grande cucina, e quindi oggi è un momento veramente importante per poter premiare chi sull'enogastronomia ci lavora da una vita, ci mette il suo lavoro. 39 locali riconosciuti come i migliori ristoranti del Veneto, tenendo conto dei punteggi delle più autorevoli guide del settore, e poi altre 9 attività premiate per l'innovazione, così da far risaltare l'impegno e le novità che questi professionisti mettono in campo giorno per giorno, in un settore sempre più competitivo e sfidante. Le sfide più importanti saranno quelle di aumentare sempre più la qualità, di valorizzare le produzioni dei territori, le specificità del nostro territorio veneto, in modo da poter creare anche dei nuovi tipi di prodotti, di produzioni che possono essere presentati e che possono essere rivolti a un pubblico anche sempre più ampio e diverso rispetto esclusivamente a quelli di eccellenza. Promossa dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi e da Confcommercio Veneto, la premiazione non poteva non tener conto di un gigante della ristorazione veneta. Ad Erminio Alaimo, fondatore assieme alla moglie delle Calandre, è andato uno speciale premio alla carriera, perché gastronomia è anche cultura, tradizione e amore per il territorio. Noi raccogliamo gli esiti e i frutti di chi ha seminato prima di noi, per cui nonni, genitori. Attualmente sono anche i nipoti che lavorano con noi e c'è uno staff meraviglioso. Tutto questo in una cornice di artigiani straordinari che cercano di dare dignità al territorio, dare un senso profondo al fare cucina, al dare, cercare di trasferire emozioni, dare soddisfazione ai nostri ospiti.